Adesso ascoltiamo un po' qualcosa. Vediamo e ascoltiamo il lato musicale di Vincobrio. Ha scritto, come moltissimi letterati studiosi di questo periodo, si è cimentato anche lui nel campo musicale. Non parlerò così a lungo, anzi non sono in grado di parlare in modo così approfondito come ha fatto il dottor Poirot e altri che parleranno. Due parole rapidamente, perché vi faremo sentire 3 esempi completamente diversi uno dall'altro su che cos'era la musica secondo anche Vincobrio alias Severino Braccio. I primi sono degli strambotti in lingua monferrina, in dialetto monferrino. Lo strambotto è una forma poetica che è diffusa un po' in tutta Italia. Lo strambotto arriva dalla Sicilia, in Toscana si chiamano rispetti, sono degli endecasillabi con una struttura anche armonicamente molto, molto, molto facile. Purtroppo quindi ne abbiamo trovati solamente, ci sono due strofette rimate, ci sono pervenute a noi solo queste 2 strofette, molto, molto belle, molto, molto poetiche. Ora ve le faremo ascoltare. Si sono raccomandati di dire che non sono cantanti professionisti, cantano perfettamente bene, però a noi ci ha fatto piacere che Ozzanesi cantassero musica di un Ozzanesi.